Noi oggi ci ritroviamo col nostro Natale, che è fatto di luci, di rumore, di dolci, di cene, che fa un po' a pugni col Natale del Vangelo, che quando parla della nascita di Gesù se la sbriga in poche righe e non mette tanta fosforescenza che mettiamo noi. Il nostro Natale tante volte ci delude, perché non potendo avere tutto quello che desidereremmo, pensiamo di non vivere un bel Natale, un buon Natale. Ma questa delusione non ha senso se io misuro il mio Natale con quello che Dio mi propone. Ecco, dobbiamo ricordarci che il Natale è nascita e quindi va ricordata una nascita. E allora, come dicevo un po' anche nel messaggio che è stato scritto sull'Amico del Popolo, abbiamo bisogno di riportare Gesù al centro, proprio perché stiamo perdendo il senso del Natale. E quindi non vi meravigliate se inizio dicendo che il Natale serve a tutti per sentire la nostalgia di Dio. Ormai ci siamo abituati anche a Dio, ci siamo talmente abituati a Lui che ne possiamo fare anche a meno. E nonostante ci diciamo cristiani, agiamo come se Lui non ci fosse. E questo ci mette in grossa difficoltà, perché tutti quei valori, quelle cose, quelle realtà, quelle esperienze che Lui ci ha portato, dimenticandole, ci lasciano così, nel nostro vuoto, nelle nostre bolle di sapone, e tante volte non riusciamo più a leggere la vita, i fatti della vita, con quegli occhi di Dio che è importante averli per poter dar senso a quello che noi facciamo. Per cui dal finto Natale dovremmo arrivare al vero Natale, a rimettere Gesù al centro, è Lui il protagonista e noi l'abbiamo fatto diventare una comparsa, va sempre più rimpicciolendosi e questo rende sempre più vuoto anche il nostro animo. Oggi abbiamo bisogno di rincontrare Dio, ma senza paura. Lui viene incontro a noi nella semplicità di un bambino, un Dio che parla di tenerezza, che parla di amore. Quel bambino sappiamo che quando sarà grande ci dirà delle cose che ci metteranno un po' in difficoltà, ma ce ne dirà tante altre che mentre ci mettono in difficoltà ci aiutano a vivere una vita diversa, una vita migliore. A noi dà fastidio oggi parlare di immigrati, perché li pensiamo come intrusi, ma non ha iniziato lui quella stessa storia. Cercava anche lui un posto per nascere, per crescere. C'è stato un Erode che ha ucciso i bambini. Oggi quanti bambini muoiono a mare? Noi ci commuoviamo davanti a Gesù, messo là una statuetta di gesso, messo nel presepe, povero Gesù. Però non riusciamo più a commuoverci davanti al bambino che perde la vita su una barca e viene gettato a mare dai suoi genitori. Ma è la stessa storia. E quante altre storie di gente che noi abbiamo deciso che non devono stare in mezzo ai piedi. Penso agli immigrati, ma penso anche ai nostri poveri. Oggi nelle nostre mense quante famiglie povere ci sono. Però noi non vogliamo essere disturbati, ma forse perché già da allora quel bambino ci ha disturbati con la sua presenza. Una domanda che mi pongo: ma noi un Dio così lo vogliamo davvero? Ecco, il mio buon Natale è questo desiderio di un Dio che occupi più spazio, è nei nostri cuori, nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, lungo le nostre strade. E sappiamo che questo Dio non lo troviamo solo in chiesa. È là il luogo sicuro. Però poi mi dice: cercami altrove. E questa ricerca di Dio diventa fede. Noi la chiamiamo fede. E quando lo cerchiamo sul serio ci accorgiamo che è Lui che ci sta venendo incontro. Allora è l'incontro da due che sono in cammino per continuare la strada insieme. Ecco, con la gioia nel cuore, la serenità, anche se ci sono le nuvolette che portano tristezza di qua e di là, auguro davvero un buon Natale, o come ho sempre detto in questi anni, vero Natale, pieno di Dio, pieno di luce e pieno di voglia di vivere, pieno di novità e soprattutto per una terra
che diventi più abitabile e il nostro territorio più vivibile. Grazie davvero a tutti e un abbraccio a chi è a casa, è l'abbraccio del Vescovo, per chi crede è l'abbraccio di un fratello, per chi non crede è l'abbraccio di un uomo che crede nella vita e quindi abbiamo diritto anche di abbracciarci tra noi. Buon Natale a tutti.